tutti e benvenuti sul mio canale. Se siete nuovi, benvenuti ancora una volta. Oggi vi presenterò questo look monocromatico sui toni del nude. Se siete interessati a vedere questo look veramente semplicissimo, alla portata di tutti, credetemi, guardate il tutorial. Come base vado a prendere sempre un correttore, non uso primer come sapete, e la mia preferita è la Pro Conceal Correct Palette di MAC, ve la faccio vedere, ma che tanto la conoscerete forse benissimo. E vado a prendere questo colore chiaro qui. Bellino perché neutralizza tutta la palpebra e quindi è perfetto per far risaltare tutti i tipi di colori, anche quelli nude. Un velo di cipria giusto per assestare la base. Poi vado con la Cupid's Arrow Full Color Stylo di Nabla ed è nel colore proprio Arrow numero 1 e vado a metterla un po' lungo la linea delle ciglia, quasi come se fosse un eyeliner. Però questa mi deve dare solo un po' di intensità, diciamo. Quindi la vado a sfumare ben bene. Ed infine vado diretta con il colore Supernatural. Su tutto l'occhio. Mi raccomando a picchiettare per imprimere bene il colore. Vado pure a sfumare un po' i bordi. Qui potete dare la forma che volete, io la do sempre un po' verso le tempie, diciamo, bella tipo cat eyeliner, cioè sempre un po' verso l'esterno perché mi piace, però voi potete scegliere di dare una forma più tonda. Poi per sfumare i bordi, quindi per andare a fare un po' il colore di transizione, prendo Wish. Adesso non ci resta che illuminare un po' la parte qui sotto e vado a prendere Amulet, almeno penso che si pronunci così, amuleto insomma, sarebbe in italiano. E con un pennello molto piccolo, questo qui è un pennello d'eyeliner che nel tempo si è sfibrato e che quindi è perfetto per fare questi lavori. Me lo aspettavo più che si vedeva subito. Proviamo con questo dalla palette di Charlotte Tilbury Pillow Talk Instant Eye Palette. Vado a prendere questo primo colore, o meglio, sì. Poi per amalgamare il tutto ben bene ci ripasso il pennello di Supernatural perché comunque vogliamo che sia un tutt'uno. Vado a mettere lo stesso colorino luminoso della palette di Charlotte Tilbury qui all'angolo interno, giusto per dare quel tocco di luminosità. Dopodiché potrei finire così, però per dare un po' più di intensità alla linea delle ciglia, che a me piace sempre, vado a prendere il Deep Down Pro Longwear Fluid Eyeliner in gel di MAC. Ed è questo marrone intenso, caldo, bellissimo. Infatti è nuovo e non capisco perché non l'ho mai utilizzato, visto che è stupendo. Sto usando il pennello di Nabla Liner and Brows. Poi voi potete fermarvi tranquillamente mettendo un po' di mascara. Io però sono ossessionata dalle ciglia finte ultimamente, quindi vado a mettere le Unicorn Lashes Apple Source, che sono queste. È un brand tipo UK e queste ciglia mi piacciono tantissimo, non capisco perché nessuno ne parli. Vado a mettere un po' di mascara, questo qui è Volume Mascara di sempre Essence, sempre tra l'altro Lash Princess, però quello arancione, e ne vado a mettere un pochino alla radice
Ed infine vado a mettere le ciglia finte con la colla di Kiss, questa qua, che mi piace molto. Questo make-up è veramente super semplice, quindi mi aspetto un sacco di persone che lo rifanno e mi taggano su Instagram, perché è di una semplicità assurda, però fa mega effetto, soprattutto se abbinato a delle ciglia finte che siano a nastro intere come le sto mettendo io, piuttosto che, se preferite, anche i ciuffetti, o perché no, se avete delle ciglia chilometriche, mascara a quantità. Vado a completare le ciglia finte con un po' di eyeliner qui all'angolo, giusto per unire. Questo è l'effetto. Le ciglia non sono leggere, però fa un bellissimo effetto. Vado a mettere come base luminosa il Hollywood Flawless Filter nel numero 1 di Charlotte Tilbury. Lo vado a mettere con la spugnetta, tra l'altro questa qua è nuova ed è dello stesso brand delle ciglia, Unicorn Cosmetics, quindi vediamo anche come mi ci trovo. Vedete, questo lascia proprio un alone un po'. Però io oggi mi sono dimenticata di mettere il primer perché non lo metto mai e volevo in realtà provarlo. Volevo provare questo qua, Essence My Skin Perfector Tinted Primer. Non fa niente che ho messo un po' di questo glow, metto anche il primer e vediamo com'è, perché non è la prima volta che lo utilizzo insieme a voi. Dovrebbe essere un primer leggermente colorato ed è tra l'altro nel colore 20 Nude Beige, che sembra essere più o meno il mio, e dice che fa l'effetto Natural Matte Finish Instant Blur Effect, cioè praticamente stira un pochino, dovrebbe coprire anche i pori. Non so nemmeno come applicarlo, ma c'ha un odore fortissimo e nel mio caso, cioè è buono, buono, però nel mio caso non è positivissimo, che non sopporto gli odori troppo forti sulla pelle. Infatti non sono nemmeno un amante dei profumi, mi piacciono le acque profumate che dopo un po' spariscono e c'è solo quel vago sentore di profumo che si mischia al profumo della tua pelle. Romantica, io romantica. Vedete, in effetti effetto matte c'è, e da vicino, scusate se in effetti fa un po' effetto seta sotto ai polpastrelli, lo sento proprio che fa, ed è super matte. Infatti io penso che ci andrò a mettere appunto un po' di illuminante anche per contrastare questa base matte che a me generalmente non piace. Se mi piace matte però nelle zone dove deve essere matte, non dappertutto, e poi non matte super, sempre quel soft matte, un po' un finish vellutatino. Io penso che basta, raga, non so nemmeno quanto ne sto mettendo, visto che non sono proprio abituata. Penso che mi fermo qua. Comunque è leggermente colorato, ma non dà fastidio, ed è proprio bello, è bellissimo. Sì, mi ha un po' stirata, soprattutto intorno al naso. Devo fare i punti neri, ops, e devo comprare le striscette, vabbè. A parte questo, adesso posso proseguire ancora con l'Hollywood Flawless Filter, ne metto un altro po' visto che si è un po' appiattito tutto. Yes, torniamo a ragionare. E adesso vado col fondotinta, che in realtà proprio fondotinta non è, perché oggi volevo fare questa base fresca, bella, leggera, e quindi prendo il nuovo Skin Paradise Tinted Water Cream Perfecting Healthy Glow, lunghissimi sti titoli, di L'Oreal. E non so ancora, l'ho usato già questo una volta, ma non mi ricordo, avrò mischiato un paio di colori, quindi ne vado a prendere un paio, perché io mi faccio sempre un pochino più bronzy, perché sono super bianca, non so se si vede. Quindi vado a mischiare il Fair numero 2 e Light numero 1. Fair ovviamente più chiaro. Oh mio Dio, questo schizza di brutto. Il pack è questo qua, è molto carino. C'è anche tipo a rilievo l'effetto acqua, no? Per darti proprio l'idea di idratazione, quindi non è un fondotinta, è una crema leggermente colorata. Io ne ho mischiati 3 sul palmo della mia mano, cioè ne ho messi 3, li mischio,
sa che è ancora un po' scuro, però adesso vediamo. No, forse va bene, io faccio sempre un pochino più bronzi. C'è una coprenza leggera, non è coprente ovviamente perché non essendo un fondotinta ma una specie di tinta colorata, lascia quello sheer un po'. In realtà posso aiutarmi anche con il retro perché il retro di questa spugnetta è piatto, quindi sbadabam. In effetti lo sento che è proprio super luminoso e sento proprio come se ci fosse l'acqua, cioè effetto sembra a base d'acqua, non so se è a base, forse sì, se c'è, dice sì, Caring Waters più Mineral Pigment. Caring Water, vediamo un po', raga, facciamoci un po' i fatti di questo coso. C'è acqua, aloe vera, zenzero e witch hazel, non so cosa sia, cos'è? Una sorta di nocciola, hazel, non lo so. Crema de agua con color illuminador, no, illuminador perfeccionador. Il mio, cos'è, spagnolo? Perfetto, raga, perfetto. Sì, comunque lo sento che è acquoso, cioè se questo non lo fissi ti cade la faccia in 2 secondi. E vado ad illuminare con Instant Anti-Age colore avorio, ivory. Comunque questa spugnetta sto adorando, l'unica pecca secondo me è che è un po' grande, quindi per i visi piccolini tipo il mio, anche se adesso vabbè c'è un po' più cicciotto del solito, non è comodissima. Però proprio perché ha questa superficie immensa puoi prendere degli spazi più grandi. Comunque la punta è abbastanza buona, però sì, sento che è troppo grande, tipo anche per andare vicino agli occhi, cosa che questo non succede con la Beauty Blender classica. Mi sono schiarita tantissimo con il correttore, è andato un po' ovunque, tranne che sulla fronte, però adesso andiamo a fare il contouring. Questa parte la salterò perché ci farò un altro video, anzi ci ho già fatto un video che probabilmente avete già visto, se non l'avete visto andatelo a guardare perché è un nuovo modo di fare il contouring e quindi da questo passiamo direttamente a questo. Per finire gli occhi vado a mettere semplicemente un po' di Supernatural giusto per completare un po' l'occhio e un po' di mascara alle ciglia inferiori, un po' tanto. Vado anche un po' con la punta perché riesco a prendere bene tutte le ciglia. Poi vado a prendere l'illuminante in crema Becca Cosmetics Opal, questo qua è stupendo, infatti se lo vedete l'ho finito parecchio, e con un pennello, questo qua è di NYX numero 26, non so se adesso si chiama così, vado ad applicarlo. Parte da solo, amore. Oh mio Dio. Ho preso un pennello tipo buffer, giusto perché ricordate che qui abbiamo una base già fissata con la cipria, quindi non vogliamo creare casini. E poi dopo ci ripasso di nuovo il pennello del blush e quelli si uniscono in maniera perfetta. Cioè, ma voi capite di che stiamo parlando? L'arco di Cupido. La cosa che mi piace degli illuminanti in crema è che sembra che veramente cioè sembra veramente che fa parte della tua pelle questa cosa qua. È stupendo. Per le labbra vado a prendere Uptight Glide On Lip Pencil di Urban Decay e vado a fare il mio solito overline. Dopodiché metto il rossetto Metropolitan di Nabla. Super juicy, è proprio morbidissimo. Io ragazzi l'altro giorno metto prima il rossetto. L'altro giorno praticamente stavo vedendo un po' come sistemare, come iniziare a sistemare le cose in studio, mi sono accorta che le collezioni di Cutie Palette di Nabla, quelle lì Metropolitan, Platinum e non mi ricordo l'altra, non le avevo mai aperte, quindi sono impazzita, ho detto non è possibile, poi le ho viste, mi sono innamorata a prima vista, c'erano delle cose stupende
ho detto ok, nel tutorial di oggi qualcosa dobbiamo utilizzare, quindi alla fine ho utilizzato il rossetto e la base occhi, come avete potuto vedere, quindi questo è il minimo, perché poi le palette le dovrò sperimentare un po' in ritardo, perché vabbè, tutta una serie di cose, ma le dovrò sperimentare perché sono stupende. Questo rossetto è favoloso e io ci andrò ad aggiungere tra l'altro anche un gloss Shiny Theory Lip Gloss Renaissance di Nabla sempre. Alla fine non ce l'ho fatta, ho tolto il gloss, non mi ci vedevo col gloss in questo look, mi ci vedo più così con un leggero, diciamo, shine nelle labbra, ma non eccessivo, questo è quello che preferisco. È un look, come avete visto, molto molto semplice, monocromatico per chi ama appunto mettere un solo colore sulla palpebra praticamente e metterlo in tono con il rossetto e in generale con il resto del trucco. Spero che vi sia piaciuto e se fosse così mi raccomando non dimenticate di iscrivervi cliccando il bottone qui in basso, magari attivate anche le notifiche per i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Vi mando un bacio grande, ciao!